Cuciniamo insieme le casatelle di ricotta, secondo la tradizione di Caltagirone. Ogni famiglia ha una ricetta preferita, ecco la mia. Gli ingredienti per l'impasto sono 500 g di farina 00, 100 g di strutto, zucchero 60 g, acqua quanto basta. Cominciamo amalgamando per bene farina e strutto. Uniamo al composto lo zucchero e l'acqua quanto basta e continuiamo a lavorarlo. La quantità dell'acqua dipende dall'impasto, io ne ho messo un bicchiere. Continuiamo a lavorare l'impasto sul piano di lavoro fino al raggiungimento della consistenza desiderata. Inseriamo il composto in una ciotola, ricopriamola con la pellicola trasparente e facciamolo riposare per circa 2 ore. Nel frattempo occupiamoci del ripieno. Tradizionalmente a Caltagirone le cassatelle sono di ricotta di pecora. Gli ingredienti del ripieno sono 500 g di ricotta di pecora già scolata, 100 g di zucchero. Come variante alla ricetta originale, se volete, potete aggiungere delle gocce di cioccolato. Amalgamiamo per bene ricotta e zucchero e poi, se vogliamo, aggiungiamo anche le gocce di cioccolato. Dopo averlo fatto riposare, riprendiamo l'impasto, infariniamo il piano di lavoro e cominciamo a stenderlo. Per facilitarci il lavoro utilizziamo un coppapasta o un coperchio, come nel mio caso, per creare dei cerchi. Attenzione, se sono troppo sottili la cassatella potrebbe rompersi durante la frittura. Successivamente li allungheremo con il mattarello e al centro di questi metteremo il ripieno. Chiudiamo bene i bordi, meglio aiutarci con una forchetta. Poi con la rotella definiamo il lavoro. Ripetiamo il procedimento per tutte le altre cassatelle. Se dovesse rimanere dell'impasto, non buttiamolo, ma facciamo la pasta fritta. Come le cassatelle, andrà fritta in una padella con olio di semi. Raggiunta la temperatura, immergiamo le cassatelle nell'olio. Terminata la cottura e alla doratura desiderata, facciamole asciugare sulla carta assorbente. Come ultimo passaggio prendiamo le cassatelle e passiamole sopra lo zucchero semolato. Adesso siamo pronti per assaggiarle. Grazie e buon appetito!